Mogliano Veneto ha tutti i numeri per competere come città d'arte a pieno titolo. È l'appello lanciato dall'ASCM ai candidati sindaco per le prossime elezioni amministrative. Un comune che fino ad ora, denuncia il presidente, è stato vittima di una politica di marginalizzazione che l'ha collocato come parcheggio o dormitorio per Venezia. Oggi l'associazione commercianti moglianese chiede a gran voce di riprogettare la città e chiede un impegno formale e chiaro per aprire, una volta terminate le elezioni, un dialogo sul rilancio economico e sociale della città. Servono tante cose, serve un piano parcheggi, serve lo studio di un'offerta commerciale migliore, sia dal punto di vista di una diversificazione dell'offerta, sia dal punto di vista dell'organizzazione degli orari, in funzione di catturare potenziali diciamo così, consumatori che oggi non ci sono, e mi riferisco soprattutto al turismo. L'Ascom chiede che le presenze turistiche oggi a Mogliano solo in funzione di Venezia arrivino anche per Mogliano. Per far questo devono essere rilanciate ad esempio le bellezze architettoniche del comune, le ville, i percorsi naturalistici, ma deve esserci anche un'offerta commerciale capace di attirare i turisti. Non solo, ma dall'Ascom arriva anche il netto no ad altre concessioni a favore della grande distribuzione, riferendosi ai temuti 18.000 metri quadrati dell'ex area Nigi. Noi diciamo assolutamente no. Spostare un centro commerciale di 18.000 metri quadri a 1 chilometro dal centro vuol dire ammazzare il centro. Noi siamo per il rilancio del centro, non per l'uccisione. L'Ascom punta invece ad una nuova residenzialità del centro storico, al potenziamento del trasporto pubblico, al rafforzamento delle politiche ed azioni turistiche ed alla valorizzazione delle aree pedonalizzate con più animazione e cultura. Insomma, una Mogliano capace di attirare turisti e cittadini.